Perché ha deciso di fare il giornalista, Giorgio Lago? Ma non lo so, è molto, molto per caso. Potrei usare una battuta solo perché mi sono ritrovato in un certo momento a conoscere dei giornalisti, dei bravi giornalisti sportivi nazionali, e ho cominciato un'avventura partendo nel giorno del mio compleanno, un 1° settembre di tanti anni fa, e partendo per Milano così all'avventura. Ecco, non c'è stato un inseguimento, non c'è stata una ricerca, forse era dentro di me, vedendo in retrospettiva sento che avevo molta curiosità, sento che avevo molta voglia di raccontare, assieme agli amici avevo molta voglia di dire la mia. Ecco, forse la spinta, la molla che mi ha buttato verso il giornalismo era la voglia di partecipare e di dire la mia. Personalmente amo spiegarmi, tentare di spiegarmi. Quando non riesco a spiegarmi, quello che ho scritto è un fallimento. Non mi interessa la bella cosa, la cosa scritta bene, mi interessa essere capito dal più largo numero di lettori. Dico sempre che ho bisogno che mi capisca il contadino, che mi capisca il barbiere. Non scrivo mai pensando, non penso mai a un avvocato, non penso mai a un professore universitario, anzi me ne frego assolutamente di quella che è il mio plafond, piccolo plafond culturale, ma tendo sempre di renderlo popolare. È un giornalista, un opinionista di Repubblica, è la persona che mi ha maggiormente insegnato a capire il Veneto, Giorgio Lago. Grazie. Siamo come pazzi, perché abbiamo l'Europa che ci chiede e ci obbliga a sacrifici. Dobbiamo farli, dobbiamo diventare europei, è giusto farli, stringiamo i denti. Poi abbiamo la globalizzazione e l'economia che chiede efficienza, di essere bravissimi, di studiare, di aprirci la testa, di imparare 4 lingue, di diventare con 7 computer, eccetera. E anche questo dobbiamo farlo, soprattutto tra i giovani. Detto questo, però, dove attacchiamo questa spinta enorme a far tutte queste cose insieme, se non abbiamo un senso dello Stato, un luogo al quale crediamo, se non capiamo che sacrifici, cambiamenti culturali, rivoluzione del modo di pensare, eccetera, se questo non c'è un patto tra di noi, se i vecchi valori, diceva il ragazzo, se i vecchi valori sono scomparsi e noi non riusciamo a ritrovarci in un luogo dove ci sia un valore, in cui quando diciamo Stato sappiamo che c'è servizio, sappiamo che c'è dignità, decenza, onestà, che c'è un pelo di valore da ritrovare insieme. Questo è un punto, perché se no diventiamo tutta una serie di macchinette impazzite, non solo a nord-est, ma ovunque, dove non riusciamo a trovare dentro quella radice. Il nostro amico contadino prima aveva una radice, noi la dobbiamo reinventare, non possiamo ritrovare quella, dobbiamo ritrovare radici forti, nuove motivazioni, ma non possiamo continuare a restare neutri, non avere senso del paese, non avere senso di vincere insieme una sfida. Cioè tutto questo lo vogliamo ricostruire o siamo convinti di essere una somma di piccoli computer che debbono riuscire a fare assolutamente soltanto il fatturato? Se il nord-est crede a questo e se l'Italia e l'Europa crede a questo, io sono convinto che non andremo da nessuna parte. Senza motivazione, senza identità, senza senso di appartenenza, senza un minimo di valore, non si va da nessuna parte. Meglio essere o meglio apparire? Meglio essere. Apparire è una forma indecente che sta sublimandosi oggi oltre ogni pudore. Anzi, il dramma di oggi è che esiste l'apparire, non l'essere.